Spirio che poi sbaglia anche, rimane lontano, virtualmente direi quasi fuori corsa, la macchina che stacca ed è Photofont che si avvantaggia all'attacco di Princi B-Power, all'esterno è veloce anche Pianeta Bag, più a largo anche Planet, in corda Pic e Foto che ha scavalcato Principessa Caf. 14 il lancio con Pianeta che passa a condurre su Photofont, a largo avanza Planet, in corda c'è Princi B-Power, sbaglia Planet sul finire della prima curva, Pianeta su Foto, poi Princi B-Power, all'esterno risale Pantera del Pino e punta dritto sul leader, passa a condurre prima del paletto dei 600 iniziali. 45,5 la frazione, Pantera al comando, Pianeta e Principe alle spalle della battistrada in coppia, più che alle spalle direi a capeggiare il gruppo degli inseguitori, perché Pantera ha preso un buon margine, 1,1 gli 800, Pantera, Pianeta, Principe al largo, Photofont, al largo Poker OP, poi ancora Princi B Power. Il primo chilometro sul piede dell'1,16,5, cerca di venire via dal fondo Pic e Foto, intanto Pantera è sempre salda, battistrada Pianeta Bag di rincalzo, al largo Principe, in terza Poker, di dentro Photofont. Siamo a metà della piegata conclusiva con Pantera del Pino in chiara evidenza, cerca di farsi avanti dal gruppo Poker OP. La retta di arrivo con Pantera in vantaggio, poi Pianeta, Poker fra i due Principe, di dentro Photofont, ancora Paco Trio allo steccato, Pantera del Pino prosegue nel suo assolo e vince facile su Photofont che precede Poker, Pianeta e Paco. Facile alla meta Pantera del Pino, intorno all'1,16,5 la media al chilometro, seconda vittoria a seguire per la femmina guidata da René Legati per il training di Paolo Leoni e i colori della scuderia Indal. La quota al totalizzatore per Pantera del Pino è di 3,89.